non sono zombie, sono fuchi. E i fuchi, per natura proprio, un nanocervello, nel senso che sono incapaci di prendere iniziative. Infatti se ne escono fuori dall'alveare si perdono e muoiono di fame oppure si mangiano i candubali. E dice, ma i fuchi però sono quelli che dentro l'alveare si spacchino perché si mangiano il miele delle api, svagazzano da rinda, hanno i divani oltre che le poltrone. Dice, e per giunta sono quelli che servono a fecondare la regina. Inghia dice, bello, però dopo la loro prima fecondazione, dopo la loro prima perdita della verginità, dopo la loro prima eiaculazione, ci esplodono i genitali. I fuchi.